I motori tornano a ruggire a Raffadali grazie al Motoclub Enduristi del Platani, vale a dire la Black Wolf, del presidente Giovanni Diana. L'associazione affiliata alla FMI Sicilia, iscritta al CONI, organizza per domenica 10 ottobre la sesta prova del campionato regionale Enduro Sicilia. La manifestazione avrà uno sviluppo totale di circa 180 km, suddivisi in quattro giri da circa 45 km ciascuno, con il percorso di gara che sarà suddiviso in zone di trasferimento. Essendo le strade aperte al traffico stradale, i piloti sono tenuti a rispettare il codice della strada. Solo in occasione delle prove cosiddette speciali cronometrate, denominate enduro test e cross test, da ripetersi una volta ogni giro effettuato, le zone interessate saranno rigorosamente chiuse al traffico veicolare. A livello organizzativo, sia il paddock che la direzione gara verranno allestiti nella zona industriale di Raffadali e sarà dotata di tutte le facilitazioni possibili per un'adeguata gestione dei mezzi, delle persone e di ogni necessità come toilette, ristorante ed altro ancora. Infine verrà allestita una postazione medica mobile con personale paramedico qualificato per effettuare il triage e prestare il primo soccorso.